Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Grazie a te, cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1135 di oggi, martedì 17 febbraio dell'anno del Signore 2026. Il pezzo, il disco start che avete appena ascoltato, Lou Reed con Vicious del 1972. Cominciava la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono Liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole, molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che potete mandare già da adesso, 0292947222 per le vostre telefonate. Quando lo dirò io, stasera vi ricordo che dalle 18.35, 18.40 in poi avremo lui, l'immenso senatore Claudio Borghi Aquilini, per la nostra scuola di magia, ma nel frattempo arriva l'implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Vai pure Natalia, grazie. 3 giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi della neve Milano-Cortina, 2 giornalisti dispeptici o buontemponi del cosiddetto autorevole New York Times hanno scritto da Milano un articolo in cui, incuranti del ridicolo, dicevano che le Olimpiadi tricolori nascevano sotto una cattiva stella all'insegna dei ritardi e della disorganizzazione. Le affermazioni avventate dei 2 giornalisti americani non avrebbero meritato attenzione, specie da parte di chi, vivendo in Italia, ha le cose sotto gli occhi. Invece, i media italiani e i politici del nostro paese si sono subito stracciato le vesti lamentando il fallimento che non era ancora avvenuto
ma che evidentemente era auspicato appunto sia dai media che dai politici. È bastata però la serata delle inaugurazioni in Mondovisione per dimostrare che i loro lamenti erano destituiti di fondamento. Tali lamenti però dimostrano che in Italia gli autoflagellatori per partito preso sono una categoria deleteria ma anche molto numerosa. È vero, in questo paese siamo molto bravi ad autoflagellarci e soprattutto a schifare le cose buone che sappiamo fare. Invece l'Italia è un grande paese e peraltro sta facendo del suo meglio per mostrare il meglio della sua tecnologia, dei suoi servizi e anche della sua organizzazione, nonché della sua classe con le Olimpiadi. Mi permetto di ricordarvi che noi abbiamo tenuto allo stadio di San Siro una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi che è tanto di cappello a Marco Balic che l'ha fatta, l'ha ideata nelle sue coreografie e così via, sobria, misurata, elegantissima perché noi siamo italiani, contrapposta a quella specie di grande puffo francese alle Olimpiadi di Parigi, steso lì sul tavolo in quella parodia oscena dell'Ultima Cena, che veramente se ci penso ancora mi vengono i brividi, ma lasciamo stare. Adesso però sono le 18:20 ed è il momento di Qui Parlamento. Chi abbiamo stasera? Stasera abbiamo l'onorevole Paolo Formentini che parla della posizione italiana all'interno del Board of Peace di Gaza. Ne ha parlato questo pomeriggio alla Camera. Vai pure Natalia. Qui Parlamento. Grazie Presidente, abbiamo ascoltato per ore insulti rivolti alla maggioranza, una maggioranza che umilierebbe il nostro Paese, addirittura un'onta, ministri che scodinzolano davanti a Trump, cose che davvero non possiamo accettare. Noi non facciamo politica così, noi la facciamo in modo concreto e la partecipazione al Board of Peace del Presidente Trump ne è una palese dimostrazione. Le proposte le ha chieste il Ministro dell'opposizione, le alternative le abbiamo purtroppo sentite nel frattempo. Il trito e ritrito boicottaggio BDS dello Stato di Israele. Un inneggiare alla flottiglia che non solo non ha portato la pace, ma è stata dannosa e ridicola. Noi vogliamo essere molto più concreti e pensare all'interesse nazionale del nostro Paese, dell'Italia. E quindi a quel tavolo noi parleremo, come ha detto il Ministro, di flussi migratori, lotteremo insieme con quei Paesi contro il terrorismo e non lo coccoleremo, perché no, qua devo proprio rispondere purtroppo al Movimento 5 Stelle, noi non gioiamo nel vedere un poliziotto preso a martellate. Noi siamo con lui, siamo con chi rappresenta lo Stato, con chi lo difende in ogni momento contro il terrorismo. E sul terrorismo non bisogna ironizzare, non bisogna dividersi, ma bisogna essere uniti, perché il terrorismo sta tornando. E no, non c'è un piano globale delle destre da Minneapolis a Gaza, c'è un piano globale delle sinistre. Da Hamas alla Francia, e va tutto il nostro cordoglio a quel ragazzo che è stato picchiato fino alla morte a Quentin. A lui dobbiamo pensare, perché quella non è democrazia, quella è violenza pura, quella è ritorno al passato. Noi invece abbiamo bisogno di guardare al domani e lo facciamo partecipando al tavolo del presidente Trump. Possiamo purtroppo partecipare solo come osservatori. Certo che avremmo voluto partecipare, questo la Lega l'ha detto subito, chiaramente, come membro a tutti gli effetti. L'articolo 11 della Costituzione è chiaro, ma è chiara anche l'interpretazione che in quest'Aula è data. Si parla di pace e noi siamo lì per la pace. E quindi rispettiamo e diamo piena attuazione alla nostra Costituzione repubblicana. Noi non siamo complici di che cosa? Di quel tanto decantato genocidio.
È triste vedere che in quest'Aula l'opposizione sa unirsi solo nell'odio contro Israele. Solo in questo caso l'opposizione è unita, non sull'Ucraina, non su tante altre battaglie, ma nell'odio per Israele c'è piena unità. Noi invece Israele l'abbiamo difeso come democrazia, come nostro alleato, e oggi, grazie al presidente Trump e grazie a Netanyahu, si è raggiunta la pace. E grazie a quella pace possiamo pensare a ricostruire. Tutto sta insieme. E basta menzogne. Ieri per ore sono stati inondati i social, le agenzie, da esponenti della sinistra che dicevano l'Europa non parteciperà al board. Non è vero, non è vero. Ci sarà la presidenza del Consiglio, Cipro, ci sarà un rappresentante della Commissione, il commissario per le politiche per il Mediterraneo. Quindi basta menzogne, noi vogliamo la verità. Noi vogliamo la verità per stabilizzare Gaza, per dare un futuro a quella popolazione purtroppo martoriata, e vogliamo fare anche una nostra proposta in quest'Aula. La proposta forte, chiara, è quella di coinvolgere, è stato menzionato il grande corridoio dall'India all'Europa, passando appunto per il Medio Oriente, IMEC, di coinvolgere in IMEC anche la popolazione e la dirigenza palestinese. Questo l'Italia sa fare, questo l'Italia può fare, e questo darà un futuro a quelle terre, non le chiacchiere, non quelle istituzioni che finora non hanno saputo risolvere proprio niente. Noi non sostituiamo qualcosa all'ONU semplicemente perché l'ONU in questo momento non esiste, e quindi sosteniamo l'unica iniziativa sul tavolo per la pace. E ancora voglio dire che il colonialismo 5.0 persino è stato evocato in quest'Aula, è sintomo ancora una volta di quell'odio per l'Occidente che hanno purtroppo le opposizioni italiane. Noi invece siamo fieri appartenenti dell'Occidente, non siamo colonialisti. Se si pensa al colonialismo bisogna pensare a quello che potenze autocratiche fanno in Africa, non bisogna pensare invece a quello che fanno le democrazie. Non bisogna odiare le democrazie, non bisogna seminare odio. Ho qui di fianco a me la collega Matone, minacciata di morte. Vogliamo fomentare questo clima? Lo state facendo. E allora attenzione alle parole, attenzione all'odio, perché tutto purtroppo sta ritornando, e non certo perché lo vogliamo noi. Noi dobbiamo costruire questa pace, lo dobbiamo fare perché ci crediamo nel profondo, e dobbiamo tenere unito l'Occidente con la Presidente del Consiglio, con il Vice Premier Tajani e con il nostro segretario federale, Vice Premier Matteo Salvini. L'Italia cerniera, l'Italia che torna a unire l'Occidente, l'Italia terra delle radici dell'Occidente, che si fa forza e riesce a trascinare dietro di sé di nuovo gli altri paesi, perché sono convinto che una volta capita la bontà del piano del presidente Trump, che cambiando le regole, innovando, basandosi sull'economia e non su schemi che non hanno funzionato, può dare un futuro a quelle terre martoriate. E allora basta, davvero basta, perché delle parole degli amici della Salis ne abbiamo abbastanza, e se per una volta noi riusciamo a votare l'istituzione di un'organizzazione internazionale che non è pervasa, innervata e controllata dal Global PD, ne siamo veramente orgogliosi. Grazie. Bravo. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Face it with a smile, there is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. I don't know, I think so. I will let you go. I don't know, I think so. I will let you go. I shaped the liquid wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Kidd. I don't mind, I think so. I will let you go. I don't mind, I think so. I will let you go. I don't mind, I think so. Di nuovo a te la linea, Antonino.
Grazie Natalia, cioè voi veramente, sorella o fratello che hai più o meno la mia età, che sei nato attorno al 1980, tu dovresti ricordare quel 1999 al Propaganda a Milano, in quella luce azzurrina di quell'enorme vasca che era il Propaganda di via Castelbarco a Milano, quando attaccava l'inizio di questa canzone. Io mi ricordo ancora l'urlo liberatorio che saliva. Madonna mia, mi vengono i brividi ancora adesso, i miei 19 anni, ragazzi. Cose che veramente non torneranno più, e stasera mi viene una nostalgia a sentire sto pezzo che manco ne avete idea. Torno indietro, scusate, ma io chiudo qua, me ne torno con la DeLorean nel 1999, arrivederci e grazie veramente a questo livello. No, comunque, scherzi a parte, le 18:34 minuti e 33 secondi, Antonino Danna al microfono con voi nel 2026, non nel 1999 da via Castelbarco, anche perché, non so se lo sapete, il Propaganda non esiste più, c'è un supermercato, mi spiace dirvelo, ma è così. Tornando a noi, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e allora diamo un'occhiatina, intanto il telefono è aperto, 0292947222, sarà aperto durante la scuola di magia con il senatore Borghi, che tra 5 minuti sarà con noi. Diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo. Milano Cortina, l'Italia oro nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità. Poi ancora Iran a Ginevra ha raggiunto un'intesa con gli USA sui principi fondamentali. Vedete, aveva ragione Kissinger, si sono fatti fottere gli americani, anzi Trump si è fatto fottere. Io lo sapevo che finiva così. Le parole del ministro degli esteri iraniano Abbas Araki al termine del secondo round di negoziati, poco prima l'avvertimento di Trump, accordo o subiranno conseguenze. Ancora bastoni, ecco le scuse, contatto accentuato, sbagliato, Kivu lo difende, basta moralisti, il difensore nerazzurro è tornato a parlare dopo la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu figlio di mamma. Board of Peace, questa se permettete è una citazione di livello, se permettete, qui stiamo citando l'immenso Sal Borgese nei panni di Anulu, figlio di mamma, del film Chi trova un amico trova un tesoro dell'81 con Bud Spencer e Terence Hill, ve lo ricordate? Move. Board of Peace, Tajani, ruolo dell'Italia come osservatore rispetto ai vincoli della Costituzione, il ministro degli esteri nelle comunicazioni alla Camera sulla partecipazione all'organismo voluto da Trump. Non esistono alternative concrete al piano USA per Gaza, l'Italia deve essere al tavolo per la pace. Il ministro Visco, no, non è il ministro Visco, scusate, è il governatore della Banca d'Italia. Visco, no, quello è Panetta, scusate, io qui sto perdendo colpi vistosamente. No, è il governatore onorario della Banca d'Italia Visco. L'Europa deve trovare un ruolo geopolitico non subordinato, non è una mission impossible. Sì, governatore onorario, io però un giro a Lourdes in attesa del miracolo lo farei fare all'Europa. Bimbo trapiantato a Napoli, la Meloni chiama la mamma, avrete giustizia, domani gli ispettori al Monaldi, io spero e prego che questo bambino si salvi. Napoli in fiamme il teatro, e un abbraccio grande a lui e a tutta la sua famiglia. Napoli in fiamme il teatro Sannazzaro, comandante dei vigili del fuoco, completamente distrutto il video del rogo. Intelligence, via la campagna di reclutamento, quali profili cercano gli 007 italiani? Tatuaggi pericolosi, l'effetto sul sistema immunitario e i rischi, lo studio. E poi l'export italiano cresce nel 25, Tajani, ottimi i dati negli USA nonostante i dazi, quindi ancora una volta Italians do it better. Andiamo a vedere la BBC apre con la diretta sulla morte del reverendo Jesse Jackson, morto a 84 anni. Trump gli rende omaggio definendo il leader dei diritti civili una vera e propria forza della natura. L'ex vicepresidente Kamala Harris ricorda inoltre Jackson, che ha marciato con Martin Luther King negli anni 60 come mentore e amico. Ancora Hillary Clinton accusa l'amministrazione Trump di aver coperto dei file di Epstein, e poi ancora quanto avvenuto alle
Olimpiadi, perché sia gli uomini che le donne dei team di curling canadesi sono stati accusati di aver tradito alle Olimpiadi in corso a Milano Cortina. Il curling, no? Con le pentole a pressione sul ghiaccio, è quello che gli scopa davanti con la giuro, non ho capito che cacchio di sport sia. Va bene, Natalia, tu sei riuscita a capire qualcosa del curling? Sì, a me affascina molto. È tipo bocce, però sul ghiaccio. Ah, ecco, vabbè, io sì, preferisco il più popolare gioco delle bocce, anche perché qua siamo dalla parte del popolo. Comunque, sono le 18:39, direi che ci possiamo preparare a Scuola di Magia. Chiama pure il senatore Borghi e quando è pronto avvisami che, insomma, mandiamo in onda la sigla e si parte per quest'altra lezione di Scuola di Magia, perché il senatore naturalmente anche stasera ci aiuterà a riconoscere i trucchi del mestiere. Devo dire la verità, mi sto facendo una cultura con Scuola di Magia che francamente non avevo, per cui proprio vero che mo ci vuole, bisogna ascoltare qualcuno che lo sa. Nel momento in cui ascolti qualcuno che lo sa, costruisci qualcosa di meglio anche per te stesso. Sigla. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, io do il bentornato e il ben ritrovato al prof, il senatore Borghi Aquilini, Claudio Borghi Aquilini, che come sempre stasera è pronto a tenerci la sua lezione di Scuola di Magia. Senatore, ben trovato. Io dico ai nostri ascoltatori da questo momento 0292947222 se volete parlare col senatore, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Ben trovato. Ma buonasera a tutti. E allora ecco, stasera qual è il trucco? Ma dunque, allora, il trucco principale di cui vi vorrò parlare, tenetevi pronti, è il mitico euro digitale. Olè! Che secondo me trova estimatori fra gli ascoltatori. Però prima volevo, fare due piccole considerazioni che riguardano uno il nostro segretario Matteo Salvini e uno nella mia modesta persona io, e riguardano semplicemente delle cose che insomma si possono anche ormai giudicare ex post, ma che quando dette ex ante avevano portato a tutta una serie di bordate di fischi, irrisioni, meme, vignette, così di questo tipo, che ovviamente risate in diretta da parte di masse di coglioni, no? E similari, che però poi dopo andiamo a vedere un pochettino cosa succede ex post. Per quello che riguarda Matteo Salvini, sinceramente la questione è le Olimpiadi. Vi posso assicurare che stando qua in Parlamento a Roma e facendo un po' di dibattiti in giro per il mondo, sono, credo 5 anni che sento che praticamente avevamo fatto la cazzata della storia con le Olimpiadi e che non si sarebbe questo è un riuscito a grande niente, classico, che finiva tutto, sarebbe stato il disastro, che il mondo ci avrebbe riso dietro, che avevamo portato la Lombardia, il Veneto, il Trentino in un azzardo da cui non si sarebbero mai più risollevate, no? E che Salvini è un coglione, che dovevamo figurarsi se una cosa che ha voluto Salvini andava bene, che la pista di bob
era una stronzata e non sarebbe mai stata pronta, che dovevamo andare a Innsbruck e che avremmo dovuto fare la figura del cazzo davanti a tutto il mondo, no? Andando a pietire un impianto da un'altra parte dell'universo, no? E così questo tipo. Sì, la pista avrebbe anche distrutto la montagna. Sì, distrutto la montagna, così. Ogni santo giorno che il Signore manda in terra, la canzone era questa qua. Perché sappiamo perfettamente che la sinistra gode nello sfascio. Cioè, mentre alla fine noi, non so sinceramente se siamo meglio o se siamo più scemi di loro, però alla fine se c'è una cosa che hanno deciso loro, ma che alla fine va diciamo a beneficio di tutti, in una maniera o nell'altra noi la sosteniamo tendenzialmente, no? Perché uno dice, vabbè, insomma, alla fine è giusto fare bella figura davanti al mondo. No, per loro invece, cioè la loro mentalità è quella del sabotaggio del treno, per intendersi, no? Sì. Oppure dello sciopero, cioè deve andare male purché sia una cosa che infanghi l'avversario politico. Questa roba qua oggettivamente è un po' pericolosa, perché significa che tu stai pensando che il tuo avversario politico sia il male. E come tale, essendo che è il male, ogni cosa è giustificata pur di eliminarlo o pur di metterlo in cattiva luce. E voi capite bene che quando a un certo punto si fanno questi parallelismi anche con le BR e così via, che ogni tanto a qualcuno sembrano azzardate, ma a me non sembrano azzardate, perché il tipo di mentalità, il tipo di brodo di cultura, cioè quello che se l'avversario politico è il male, allora a quel punto è giustificata anche la lotta armata, tanto per dirne una, è lo stesso tipo di ragionamento di uno che dice, guarda, io taglio i binari, come si chiama? Taglio la linea del treno in modo tale da far andare male le cose, così la gente dà addosso a Salvini, no? E così, oppure io spero che le Olimpiadi siano un disastro, perché così facendo facciamo una figura di merda da tutto il mondo e la colpa sarà di Salvini. Voi capite che sono linee di pensiero oggettivamente orribili dal mio punto di vista. Ecco, invece il risultato però che cos'è? Che ormai, per come sono messe le cose, se anche, come ogni tanto mi capita di dire, se anche da qui in poi diventassero tutti vampiri, come nel secondo tempo del film Dal tramonto all'alba, no? Per chi non l'ha visto, era un film, forse il primo film con George Clooney, dove il primo tempo sembrava tutto normalissimo, no? C'è una specie di film su un viaggio per strada, no? E il secondo tempo diventano tutti vampiri. Una roba assolutamente incredibile, no? Come cambiamento tra il primo e il secondo tempo. Ecco, sono talmente tante le cose positive che se anche adesso diventassero tutti vampiri, in ogni caso la scommessa delle Olimpiadi è vinta. Perché io penso che abbiamo fatto e stiamo facendo una figura splendida davanti a tutto il mondo. Stiamo umiliando i francesi che pure ci hanno investito 50 volte di più di quello che abbiamo investito noi. Ovviamente erano le Olimpiadi estive, non quelle invernali, quindi sono più grandi e va bene. Stiamo dando una lezione di stile, di accoglienza, di immagine del nostro paese, perché sappiamo benissimo che all'estero l'Italia non ha bisogno di farsi conoscere per un paese dove ci sono le spiagge, dove c'è il sole, dove c'è Venezia, no? E così tipo, queste cose sono note, ma un paese dove ci sono le montagne più belle del mondo è difficile, cioè quantomeno in tanti non lo sanno, non lo sapevano, no? Un paese dove Milano è una città bellissima da visitare, dove stare, così è una cosa che la gente non sapeva magari in giro per il mondo, invece e infatti dire delle cose che non sono note del nostro, o quantomeno non sono più di tanto note del nostro paese, è esattamente quello che ci serve per rilanciare ancora di più un'immagine che è già vincente. E il tipo anche di accoglienza amichevole, i trasporti pubblici che funzionano. Se uno guarda i messaggi sui social,
trova che la gente si sorprende del fatto che dice: ma caspita, ma qui c'è un trasporto pubblico che funziona molto bene, ma qui ci sono le ferrovie ad alta velocità, sono voluto andare a visitare Roma, ho potuto farlo avanti e indietro in giornata senza problemi, no? Quindi l'unica nota stonata che ho trovato in giro sui social, sull'immagine dell'Italia, riguarda Bologna, dove tanti visitatori sono andati e hanno detto: è tenuta male, ci sono un sacco di gente che ti molesta e cose di questo tipo. Ecco, quindi pensiamoci un attimino quando affidiamo sempre tranquilli, no, le nostre città a sindaci di sinistra. Ma altrimenti l'immagine che sta dando l'Italia dopo queste Olimpiadi è super positiva, super vincente. Abbiamo migliaia di atleti che torneranno a casa con un'immagine splendida dell'Italia. Abbiamo anche situazioni che, pur nel dramma, come per esempio la caduta di Lindsey Vonn, ha dato modo di far vedere anche l'eccellenza della nostra medicina, della nostra chirurgia. È tornata a casa Lindsey Vonn, ha ringraziato tantissimo i medici e la sanità italiana e veneta, in questo nello specifico, per le cure ricevute subito, no? Nel momento in cui ha avuto bisogno. E quindi, in un modo o nell'altro, siamo oggettivamente in un bilancio che sarà sicuramente positivo. Domenica Milano scoppiava, letteralmente, scoppiava di gente. Questo significa molto semplicemente afflusso di denaro. Afflusso di denaro significa lavoro, benessere e quindi, come dire, scommessa vinta, e che probabilmente si riporterà avanti per molti anni, esattamente come lo fu un'altra delle iniziative volute certo non dalla sinistra, come fu l'Expo, che sappiamo tutti ha rivoluzionato in parte anche l'immagine e il modo di essere vista, appunto, di Milano, nonostante la sinistra. Quindi decisamente scommessa stravinta da parte di Salvini, e so solo io, ma non è vero, cioè tutti quelli che sono qui a Roma sanno perfettamente cos'è stato il suo incessante riuscire a infilare dentro in ogni provvedimento quello che mancava per completare tutte le opere delle Olimpiadi, perché le cose non si fanno da sole e non si finanziano da sole. Cioè, se le cose sono state fatte è perché c'è qualcuno che in qualsiasi diamine di provvedimento legislativo in tutti questi anni a questa parte si giocava tutte le sue carte possibili per riuscire a mettere dentro qualcosa per le Olimpiadi, in modo tale da riuscire a completare tutti i lavori e far sì che le cose fossero fatte al meglio. Infatti, se aspettavamo gli altri, vi posso assicurare che ci sarebbe stato il prato al posto della pista da bob, che i lavori sarebbero stati finiti a metà e che l'hockey sarebbero giocato in qualche supermercato invece che nell'arena dell'hockey a Milano, e per non parlare di quella di pattinaggio alla fiera. Per cui bene, bravo Matteo Salvini, che in generale a tutti quelli della Lega. Per esempio mi viene in mente un altro che ha combattuto ogni minuto per queste Olimpiadi, e che oltretutto ha avuto appena da poco tempo un lutto in famiglia, e lo abbraccio forte, che è qualcuno che qui in radio lo conoscete bene, che è Alessandro Morelli. Un pensiero e un abbraccio grande ad Alessandro. Esatto. E per cui c'è veramente non ce lo riconosceranno mai, perché diranno che anche questa roba qua è merito della Meloni, cose di questo tipo. Va benissimo, non c'è problema. L'importante è che le cose sono state fatte benissimo e che l'Italia ne esce migliore. Seconda cosa invece che riguarda me, il famoso effetto dei dazi. Cioè, Sì. Oggi la nostra
amata Istat, no, ci comunica una cosa, che nell'anno dei dazi l'export in Italia, l'export italiano nei confronti degli Stati Uniti è salito del 7,2%. Quindi in pratica quasi 5 miliardi di euro in più di export. Ora, quando io ho detto che l'allarmismo tragico sui dazi che veniva fatto come dicendo praticamente ci saranno centinaia di milioni di disoccupati, l'Italia affonderà nel Mediterraneo, no? per colpa dei dazi che il vostro Trump ci mette, quindi noi affonderemo. Io dicevo, ma guardate che non può far altro, e che se migliora l'economia americana, alla fine l'effetto di ricchezza per l'economia americana rispetto a quello che potrebbe essere il danno del dazio rischia di essere positivo, e soprattutto che le alternative sono peggio, perché Infatti. già c'è stata una discreta svalutazione del dollaro. Se il dollaro fosse svalutato molto di più, perché invece di cercare di metterci una pezza con i dazi si sarebbe dovuto scegliere quella valvola di ribilanciamento di una situazione che era oggettivamente insostenibile, sarebbe stato peggio sia per le vendite dei nostri prodotti, ma anche per il turismo. Ecco che a consuntivo viene fuori che quella storia che noi avremmo dovuto chiudere tutto e che quindi eravamo dei criminali, che Borghi è uno scemo, ai dazi, no? E cose di questo tipo, ecco, stranamente è andata come dicevo io. Forse perché io magari qualcosina di economia ci capisco, invece dall'altra parte Elly Schlein o qualche altro scappato di casa che invade la comunicazione della sinistra magari ne sanno un po' di meno. E alla fine il risultato che cos'è? Che guarda caso invece di avere chissà che recessioni, chissà che disastri, chissà che roba, otteniamo che abbiamo aumentato le esportazioni. Volendo si potrebbe anche aggiungere che praticamente esattamente dal momento dell'inizio di questo governo, per carità ci saranno anche dei fattori esterni, non dico che è proprio una roba che è iniziata col cronometro, però insomma alla fine le cose devono anche essere aggiustate. È la prima volta da molti anni che stanno riprendendo quote e salari reali. Vuoi che sono stati fatti più rinnovi di contratti del solito, però i contratti anche qui non si rinnovano da soli. Se non ci fosse Valditara che rinnova e sistema per 2 volte il contratto della scuola, rimanevamo come eravamo prima. Se non ci fosse una costante attività di moral suasion anche con le imprese e similari, i contratti difficilmente si rinnovavano. Sul pubblico impiego oppure. Il risultato comunque è che migliorano per la prima volta i salari. Uno degli effetti che sta facendo migliorare i salari è la riduzione della disoccupazione, perché è evidente che se c'è meno disoccupazione, se qualcuno ha bisogno di assumere qualcosa, qualcuno lo deve pagare di più. E il risultato, al momento, per chi deve assumere, può anche essere visto come un fastidio. Ma in realtà è la salvezza, perché è evidente che l'impoverimento del lavoratore porta all'impoverimento dell'economia e quindi anche all'impoverimento dell'imprenditore. Se si riesce a innescare una spirale tale per cui alla fine i salari più alti fanno crescere di più l'economia e quindi allora anche l'imprenditore va meglio, no? sul mercato interno, vedete che le cose andranno meglio per tutti. Quindi, insomma, mi verrebbe da dire che se al governo ci fossero loro, per loro intendo la sinistra, partendo da questi risultati ci sarebbe veramente la cavalcata delle Valchirie a rete unificate in televisione. Invece qua da noi mugolano, e stasera che io sarò ospite dalla Berlinguer già sono pronto con le solite storie dove vanno a prendere
un qualche disperato, un qualche senza tetto, no? Così, questo tipo, che ci sono anche in Lussemburgo, perché purtroppo il povero è difficilmente eliminabile, e diranno che va tutto male, che siamo uno stato dove la povertà dilaga, no? E che è tutto peggio, no? Rispetto a non si sa quando, perché faccio fatica a immaginare gente che invidi i periodi in cui c'era Monti e in cui c'era ogni settimana un imprenditore che veniva ritrovato appeso da qualche parte, in qualche fosso o similari, perché magari delle imprese che andavano avanti da decine d'anni, magari anche da generazioni, si trovavano costrette a chiudere. Adesso poi, se vuoi, Senatore, di euro digitale. ecco, appunto, prima però di arrivare all'euro digitale le chiedo due cose. Primo, 10 secondi di pausa per favore, Sì. e poi l'altra cosa che le chiedo è se mi vuole dire qualcosa del Board of Peace, perché appunto da sinistra, dove sanno tutto, ci hanno spiegato che l'Italia è serva di Trump e che non doveva partecipare a questa impresa. Però intanto 10 secondi di pausa e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi, Antonino Danna al microfono con voi. Ecco, appunto, senatore, stavamo dicendo, Board of Peace, siamo servi degli americani? Con la K? Ma no, direi che non siamo servi degli americani, però dobbiamo prendere atto o quantomeno fare un minimo di pace con il senso di realtà. Se la Russia sotto embargo, per carità, non bisogna, anche se ci davano il gas utile per le nostre imprese, anche se compravano i nostri prodotti, no? E così di questo tipo, embargo perché sono cattivi. E va bene, cinesi, per carità, ovviamente, no? Cioè, il cinese ci invade, ci porta i suoi prodotti di scarsa qualità a prezzo zero, che fanno chiudere tutte le nostre imprese e similari, quindi per carità. Ma davvero pensiamo che quindi allora possiamo fare la guerra anche agli Stati Uniti, no? Perché così perché non ci piace Trump? Ma chi lo pensa è un coglione. Ma se anche Trump, ma ci va bene che Trump sia così, perché se anche Trump fosse Caligola, dovrebbe farci andare, ce lo dobbiamo far andare bene lo stesso. Perché non è fisicamente immaginabile che noi ci mettiamo a fare la guerra al mondo. E chi dice, dato che nel resto del mondo siamo cattivi, allora più Europa, perché tante volte no, il ragionamento finisce su questi binari, deve venirne una sul fatto che purtroppissimo evidentemente si è dimenticato di Merkel e Sarkozy che sghignazzavano ai nostri danni. Cioè, l'Europa non ha un bilancio comune tale per cui l'Europa, se le industrie tedesche vanno benissimo, allora a quel punto ci trasferiscono loro i soldi per la sanità o similari. No, il bilancio ognuno se lo tiene per sé, e quello pubblico invece, quello diciamo per i famigerati Eurobond, che qualcuno pensa che siano una soluzione, e oggettivamente devo chiudermelo in una stanza per spiegargli perché non sono una soluzione. Il bilancio sugli Eurobond lo paghiamo noi, perché noi siamo ancora e tuttora, e lo saremo sempre, paese contributore netto. E chiunque dice che bisogna allargare addirittura l'Ucraina e similare l'Unione Europea non ha capito un cazzo, perché è evidente che qualsiasi paese povero entri all'interno dell'Unione Europea significa che questo paese riceverà soldi e significa che li paghiamo noi.
E poi mi fanno vedere il servizio mi faranno vedere sicuramente lì dalla Berlinguer a Cartabianca sul povero. Certo, ma se noi abbiamo della gente che non vede l'ora di pagare per i poveri di qualcun altro, come che facciamo a curare i poveri di casa nostra? Quindi, secondo dalle me mie parti, l'idea... dalle mie parti si dice, non so in comasco, ma dalle mie parti si dice: "O povero non aveva e l'elemosina facia". Traduco: il povero non aveva eppure faceva l'elemosina. Ora, l'Italia non è certo povera, ma dobbiamo guardarci prima i nostri di poveri. Direi proprio di sì, che dobbiamo guardarci prima i nostri e quindi, insomma, mi verrebbe da dire che chi pensa che si possa fare in questo scenario a meno degli Stati Uniti e che crede che la soluzione sia l'Unione Europea veramente non ha capito nulla. Per cui dal mio punto di vista, per come stanno le cose, noi dobbiamo oggettivamente tenerci stretta la relazione con gli Stati Uniti, tanto più che i dati Istat di oggi ci confermano una cosa importante, che sono nostri clienti. E attenzione, non è quando io spiego questa cosa, poi mi dicono ma in realtà il paese dove esportiamo di più è la Germania. Ma non è così, perché c'è un saldo da considerare, cioè alla fine le relazioni di commercio sono date dall'import e dall'export. Se è vero che noi esportiamo tanto nei confronti della Germania, ma in realtà importiamo molto di più. Noi siamo clienti della Germania. Viceversa, gli Stati Uniti sono clienti nostri e come tali, mi verrebbe a dire, già basterebbe per la consueta definizione dell'hanno sempre ragione. Questo significa che noi dobbiamo essere asserviti agli Stati Uniti? Ma no, certo che no, cioè come tutte le cose c'è buon senso e ci sono le linee rosse, ma la linea rossa principale dovrebbe essere l'interesse nazionale e al momento, stante così le cose, l'interesse dovrebbe essere tenerci buono Trump, che tra parentesi, oltretutto vorrei anche far capire come sta anche applicando un certo tipo di politica, perché è andato molto chiaramente da Orban dicendo che se per caso c'erano bisogno di soldi, no problem, no? Non è piccola come questione. Ricordiamo che l'Unione Europea invece è quella che, se possibile, ti chiude i rubinetti del credito delle banche, come è successo in Grecia, e che non dà la quota all'Ungheria di finanziamenti, perché secondo loro non fanno le leggi come piacciono all'Unione Europea, non seguono la rule of law, non prendono i migranti, cioè l'Ungheria deve pagare delle multe giornaliere perché non si prende i migranti, no? Cioè, per dire, perché fa quello che deve fare. E a tal proposito, quindi in buona sostanza al Board of Peace, se a Trump si diverte a fare una specie di ONU alternativa, tenuto presente che l'ONU, quella normale, secondo me è una delle cose che se chiudesse domani non ne sentirei più di tanto la mancanza. Direi che ci si può anche andare. Invece questa considerazione sul fatto di la questione che, volendo, l'Unione Europea è quella che ti chiude i rubinetti e che non ti dà quello che ti spetta e che, volendo, ti chiude le banche, come è successo in Grecia, ci porta dritti all'argomento di oggi, di cui vorrei parlarvi un po', perché secondo me non è mica tanto chiaro, che è il famoso euro digitale. Perché ve ne parlo oggi? Perché c'è stata una votazione al Parlamento europeo questa settimana proprio su questo tema, dove i nostri simpatici amici del Movimento 5 Stelle hanno fatto degli emendamenti a favore dell'euro digitale. Cioè, se c'è un'inculata, potete essere certi che tendenzialmente arriva dal Movimento 5 Stelle, no? Per cui, insomma, perfetto. Cioè, questi che erano totalmente contro controlli stranieri e cose di questo tipo, eccoli che sono diventati magicamente alfieri dell'euro digitale.
Cos'è il discorso rispetto all'euro digitale? Beh, cerco di farvela proprio nel modo più semplice possibile. La Banca Centrale Europea stampa i soldi cartacei. Quindi noi abbiamo in questo momento le banconote che sono quelle della Banca Centrale Europea e quello è euro cartaceo. La nostra moneta digitale invece, per intendersi, quella che preleviamo con la carta di credito, quella che preleviamo col bancomat, no? E cose di questo tipo, il nostro conto corrente, per intendersi, viene dal sistema bancario. Se noi vendiamo, per esempio, dei titoli di Stato e la Banca Centrale Europea li compra, come ha fatto per tanti anni, producendo enormi quantità di euro digitale, vale a dire non cartaceo. Vi ricordate quando faceva il cosiddetto quantitative easing, vale a dire che per tenere giù i tassi comprava i titoli di Stato? Bene, cosa succedeva al lato pratico? Succedeva che Mario Rossi andava in banca, vendeva 10.000 euro di BTP, che erano quelli che aveva fra nei suoi risparmi. Dall'altra parte del mercato c'era la Banca Centrale Europea che li comprava, stampava, virgolette, creava dal nulla 10.000 euro, perché non è che li comprava con soldi che aveva lì, con delle tasse o similari, noi non paghiamo le tasse alla Banca Centrale Europea fortunatamente, quindi creava dal nulla 10.000 euro e li accreditava sulla banca di Mario Rossi. Il risultato era che Mario Rossi il giorno prima aveva 10.000 euro di BTP, li ha venduti, e il giorno dopo ha 10.000 euro sul conto corrente e questi li può avere e li può spendere come vuole. Ecco, con l'euro digitale, invece di accreditare il tuo conto corrente in banca, si accredita un conto corrente presso la Banca Centrale Europea. Quindi tu a un certo punto ti troverai una specie di bancomat, no? L'euro bancomat, con cui tu potrai fare esattamente quello che fai adesso con la tua carta di credito, con il bancomat o similari, ma con la Banca Centrale Europea, che quindi avrà il controllo degli euro depositati da te sul conto corrente. L'argomento sarà: pensa che bello, facciamo così con meno costi, con zero commissioni, no? E così via, è una bellissima cosa. Ma, e qui arriva il ma grosso come una casa, ma voi vi fidate? Cioè, io no. Sapendo che questi stessi dell'Unione Europea sono quelli che, se tu non ti comporti come va bene a loro, ti chiudono le banche, ti negano i finanziamenti di cui hai bisogno, e che farebbero di tutto pur di portare avanti i loro piani, quali che essi siano. Ma davvero vi va di mettere i vostri risparmi nelle mani della von der Leyen? Che la volta che ti dice che ne so, che ha fatto che il prossimo contratto che fa con Pfizer, dice che se si sveglia la mattina, dice che se tu non ti fai 8 dosi di Pfizer alla mattina, allora vuol dire che non sei un buon cittadino, e quindi per incentivarti ti prende e ti fotte il risparmio, te li blocca fino a che tu non vai a farti la dose. Oppure se tu a un certo punto dici di fare, ti metti a smettere di prendere migranti, dice no, sei cattivo, smetti di prendere i migranti, no, mi spiace, quindi chiudiamo un attimo i tuoi rubinetti delle banche fino a che i tuoi rubinetti dei tuoi risparmi fino a che non hai deciso di comportarti un pochettino meglio, brutto cattivone. Ma noi vogliamo mettere del tutto le palle nel cassetto dove tenuto dalla von der Leyen? Ma secondo me dobbiamo essere dei matti a voler fare una cosa del genere, ma matti! E il problema è che solo la Lega ha votato contro. Questa è la cosa che mi spaventa di più. Perché finché vota a favore il 5 Stelle, che l'ha proposta, figurati, e il Partito Democratico, vabbè. Ma io mi inquieto quando vedo che vota a favore anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, sta roba qua. Perché temo come si va a finire.
E allora a quel punto io già capisco che devo prendere e fare una battaglia tipo MES, no, o similari, perché sennò altrimenti non capisco se per ignoranza o non capisco se per sottovalutazione del pericolo. Evidentemente anche gli alleati sono convinti che questi, ma va, figurati se succede una cosa del genere. Figurati se succede una cosa del genere. Ma sono già successe le cose. Solo che capite che la differenza è una, che la BCE ha potuto chiudere le banche della Grecia, perché vi ricordate come ha fatto la BCE, no, per chiudere le banche della Grecia? La Grecia ovviamente stava andando male dal punto di vista economico, quindi c'erano i soldi che uscivano dall'economia greca. La BCE ha detto che ha cominciato a dire che avrebbe sospeso i prestiti d'emergenza alle banche greche che erano, soffrivano di questo deflusso di capitali. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto aumentare ancora di più il deflusso dei capitali, perché è ovvio che se tu senti che dici vabbè, qui stanno uscendo fuori i soldi delle banche, la BCE ha detto che smette di sostenerle, aspetta un attimo che prelevo tutto prima che sia troppo tardi, no? E quindi si crea la famosa corsa agli sportelli, cosa nota come fenomeno economico dai tempi, dall'alba dei tempi, da quando esistono le banche. Allora a quel punto che cosa succede? Che vedendo che uscivano tutti i soldi, hanno deciso di tagliare il rifinanziamento del sistema bancario e le banche in Grecia si sono chiuse. Ma per poter fare così hai bisogno di avere una Grecia, quindi hai bisogno di avere un paese dove i soldi stanno uscendo. Con l'Italia non lo puoi fare, perché in questo momento in Italia stanno entrando i soldi. Il nostro saldo commerciale, quindi le nostre esportazioni meno le importazioni, è largamente positivo. Quindi significa che ogni anno entrano miliardi nell'economia italiana. Il saldo finanziario pure, perché se la gente vende i titoli di Stato francesi, come sta facendo per comprare i titoli italiani, ecco che arrivano i capitali esteri. Basta guardare il saldo, no, all'interno dell'Eurozona per capire che sono centinaia di miliardi che sono entrati nel sistema italiano, nel sistema dell'economia italiana da quando è iniziato questo governo, in parte per merito di questo governo e in parte per demeriti ovviamente di quello francese e anche di quello tedesco. Quindi noi non siamo, virgolette, affondabili, perché entrano soldi. Come risolvere questo problema? Euro digitale. A quel punto non c'è più bisogno di avere una situazione di fuga di capitali e quindi io smetto di prestarti soldi e quindi ti metto in ginocchio. Ti posso mettere in ginocchio direttamente, perché se io controllo i soldi con cui dei tuoi risparmi, ecco che io schiaccio un bottone e volendo li posso dirottare domani a Zelensky. Quindi io ho sempre pensato, confesso, che l'euro digitale non si sarebbe mai fatto e ancora adesso ho i miei dubbi, perché secondo me la lobby delle banche non lo consente. Ma se la lobby delle banche invece sta silente sulla questione dell'euro digitale, forse annegata o annebbiata dai miliardi di utili che stanno facendo, e bene fa Salvini a dire che bisognerebbe fare un'ulteriore tassa visti i risultati paurosi degli utili bancari nell'anno precedente, per trovare i fondi per il sostegno dei cittadini sulle bollette. Quindi forse evidentemente il sistema bancario è più dormiente rispetto a quello che pensavo sarebbe stato, ma evidentemente è ovvio che non deve passare la questione dell'euro digitale, perché è un pericolo che secondo me è da pazzi sottovalutare. Poi uno ti può dire ma non succederà niente, vabbè, magari non succede niente, ho capito, ma non è che se mi metto a fare la roulette russa, no vabbè, ma tanto probabilmente farà click la pistola, no? Ho capito, ma
non funziona così. Non capisco perché io mi devo far puntare una pistola alla tempia da qualcun altro. Per cui, insomma, ecco, questo forse dà un assaggio delle cose di cui sto discutendo e degli allarmi che sto, diciamo, spargendo in giro a chi di dovere, in modo tale da cercare di iniziare a preparare una linea di difesa. Senatore, ma diciamo così, c'è modo di uscire da quest'incubo europeo? Si può riformare l'Europa? Perché io torno sempre a quello che disse Farage quando ci fu la Brexit. Noi non odiamo l'Europa, noi odiamo questa Unione Europea e non mi pare che sia andato tanto lontano dalla verità. Cioè, perché non riusciamo a riformare questa benedetta Unione Europea? Beh, allora, dunque, ci sono una lunga serie di motivi. Come ben sai, io è una questione che studio da molti anni, no? Quindi credo di essere abbastanza preparato sull'argomento. Il primo motivo è che è stato costruito in modo diabolico. Cioè, il sistema è stato costruito bene, cioè la gabbia non è una gabbia facile, no? da scardinare, perché alla fine quasi tutte le decisioni o similari sono molto facili da avviare e sono difficilissime da smontare. Tu sei dentro con sistemi di leggi, di trattati, no? e similari che al momento ti sembrano innocui, senza particolari rischi e così questo tipo, poi ti ritrovi dentro su un sistema di regole che non puoi cambiare con niente, perché non puoi cambiare il trattato perché ci vuole l'unanimità e sarà sempre qualcuno contrario. Non puoi cambiare con una legge tua perché il trattato è sopra la tua legge e quindi non ne vieni fuori. A quel punto dici vabbè, però io potrei mandare a fanculo tutti. Certo, tu potresti mandare a fanculo tutti, però per poter mandare a fanculo e poter, diciamo così, denegare un trattato internazionale e così via, non è che puoi farlo semplicemente così. Dovresti avere dal lato tuo tutte le istituzioni del paese, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, cose di questo tipo, cosa che al momento non hai e che è difficile ottenere. Perché la Corte Costituzionale che ti dia ragione su un qualsiasi cosa di questo tipo, ecco che dovrebbe avere una maggioranza di persone che la pensano come te. 5 le nominano i magistrati, 5 le nomina il Presidente della Repubblica, 5 le nomina il Parlamento. Il Parlamento le nomina anche tenuto conto dell'opposizione, quindi finché tu non avrai il Presidente della Repubblica, che quindi potrà nominare anche 5 della Corte Costituzionale, probabilmente la Corte Costituzionale ti darà torto. Il Presidente della Repubblica non ti firma niente, non ti mette neanche il ministro che la può pensare diversamente su queste cose. Abbiamo già visto cosa è successo con Savona. Per cui, cioè, chiunque pensa, no? Ogni tanto mi viene da ridere quando sento parlare quelli del partitino, no? Non so, tipo i vari, tanto faccio un nome, Rizzo, ma poi adesso si aggiungerà Vannacci, no? Che sono esattamente della stessa categoria, dove dice bene, allora io farò questo, io farò quest'altro. No, cioè, per fare qualsiasi cosa devi cominciare ad avere il 51% a casa tua e al momento sei all'1%, no? E all'interno del 51%, pur diciamo fra quelli che sono vicini a te, no? Che sono quelli quindi migliori, no? Fra tutti gli altri, voi capite bene che se sia Fratelli d'Italia che Forza Italia votano per l'euro digitale, capisci che la strada è complicata. Quindi non è così semplice, no? Dicendo che armato dell'armatura della ragione, ecco che dato che io ho ragione, le cose succedono. Succedono un cazzo, devi riuscire ad arrivare al 51%, devi riuscire a portare dalla tua delle persone già
al tuo interno, ma non basta, perché anche quando c'è il 51% devi riuscire ad avere la concordanza di tutte le istituzioni dello Stato coinvolte, e al momento non ce l'hai neanche da vicino. Quando abbiamo provato a eleggere il Presidente della Repubblica che non fosse di sinistra e che non fosse Mattarella, vi ricordate com'è andata? Mi spiace ricordarlo perché sono giorni molto dolorosi dal mio punto di vista, e qualcuno insomma che ci vuole dare conto dice beh, ma Mattarella l'avete votato anche voi. No, posto che ovviamente, come è ricordato anche nel mio libro, io non ho votato proprio un tubo Mattarella, ma al di là di quello il punto era molto semplice: il nostro candidato certo non era Mattarella, il nostro candidato era la Casellati. Come mai non andò la Casellati, o quantomeno come mai non prese trazione la candidatura della Casellati? Perché venne impallinata dal suo stesso partito, ovvero da Forza Italia, e anche da Noi Moderati di Toti, no? Che all'epoca c'era il mitico Toti. Sì. Cioè, non è che non possiamo dimenticarci di queste cose qua. I voti di Fratelli d'Italia in quel caso c'erano, quelli della Lega anche, perché insomma i voti li contavamo, no? Mettiamo così, e non c'erano quelli di Forza Italia, che pure era, diciamo, del suo stesso partito. Quindi... Senatore, sono arrivati 2 messaggi al 340-670-9659. Uno è Pierangela da Milano. Gli interventi e i video sui social di Borghi e del professor Bagnai sono vere e proprie lezioni di economia da ascoltare e riascoltare, comprensibili anche dalla casalinga di Voghera. Io finalmente riesco a spiegarmi tante cose, grazie. Invece Stefano dice, quindi il senatore Borghi ci sta dicendo che ci ha preso per il culo anche lui alle ultime elezioni e a quelle precedenti, quando tra i vari diktat c'era anche l'uscita dall'euro e dall'eurozona. Bene, benissimo. Vabbè, allora innanzitutto ringrazio la famosa casalinga di Voghera, no? Che vedi a quanto pare esiste, e mi fa molto piacere. Per quello che riguarda invece il gentile amico che dice che l'ho preso per il culo, no? E Simiari, beh, ma mi deve trovare una volta, nelle non poche cose che ho scritto o detto, una volta, dove io l'ho fatta facile con l'uscita dall'euro. Che ci vuole? Prendiamo l'8% e con l'8% usciamo dall'euro. Che ci vuole? Prendiamo il 15% e col 15% usciamo dall'euro. E lo facciamo in 2 secondi. Tanto è una roba facilissima, tranquillissima. Una passeggiata. Cioè, io ho scritto tante cose sull'euro, tante, ne ho dette tante, ci sono 100.000 video miei dove ho spiegato le questioni dell'euro e così via. Qualche miliardo di trasmissioni su Radio Libertà, prima Radio Padania, cose di questo tipo, che si possono andare ad analizzare in archivio. Questo gentile amico che sostiene che io quindi l'avrei preso per il culo, per dire così, mi basta che mi trovi una volta dove io l'ho fatta facile. No? Niente da aggiungere. La chiudiamo qui. Arriviamo poi a un altro dei motivi per cui è molto complicato uscire. È molto complicato, cioè il fatto che sia complicato non significa che non si debba fare. Che cazzo si deve fare? Ma per motivi evidenti, cioè non puoi pensare di essere libero, come abbiamo sempre detto, non puoi pensare di essere del tutto libero con paese nel momento stesso in cui il tuo paese ha una moneta che dipende da un altro. Motivo per cui uno deve opporsi anche perché la tua moneta privata non deve dipendere da un altro, no? Non so come dire. Però vale anche per, ovviamente, in primis per il paese e per la moneta pubblica. Un altro dei motivi per cui è difficile è che tu senti, dato che per uscire hai bisogno appunto di avere il 51% e anche, tu senti molto più bisogno, desiderio di uscire quanto più vai male. Cioè, se le cose vanno male, a quel punto il senso di, magari anche e soprattutto per colpa dell'Unione Europea, il tuo senso di ribellione aumenta.
Però purtroppo significa che aumenta il tuo senso di ribellione quanto più sei debole, e quindi quanto più è oggettivamente problematico il sistema di uscita o in generale di fuga da parte dell'Unione Europea, perché se sei debole è evidente che è molto più problematico uscire, perché se la tua moneta nel momento stesso in cui tu la riprendessi è una moneta che svaluta molto rispetto a quello che deve essere l'euro, è complicato, perché appunto quelle famose corse agli sportelli e così via, avevo fatto il primissimo video che avevo fatto ai tempi con Messora, in una situazione del genere avevo spiegato così erano le questioni. Viceversa, quando vai bene, no? Come magari può essere questo periodo oggettivamente ne stiamo andando bene. Io ho dubbi, sinceramente, che se domani noi uscissimo dall'euro, vista la situazione attuale, la nostra moneta svaluterebbe. Io sinceramente ho il lievissimo sospetto che potrebbe addirittura rivalutare, perché va così male il resto dell'Eurozona e noi stiamo oggettivamente andando bene rispetto, non bene in senso assoluto, per carità, cioè andare bene è un'altra cosa, però rispetto agli altri stiamo andando bene, e quindi ci può essere che se per caso noi domani riprendessimo la nostra moneta nazionale, questa rivaluterebbe nei confronti dell'euro. E questa roba ci consentirebbe quindi di fare le cose in modo molto semplice. Però la gente dice, ma tanto in questo momento non stiamo andando poi così male, ma chi ce lo fa fare di fare robe rivoluzionarie? Aspetta un po', vado avanti, magari parlo con la Germania, magari faccio il trattato, magari faccio le riforme, no? E simile. Quindi purtroppo sono tanti meccanismi, anche psicologici, che giocano a sfavore del poter uscire. Tant'è vero, e anche qui lo ricordo al nostro gentile amico del mai detto Balle, che sin dai primi tempi la cosa che avevo indicato come più probabile modo di recuperare la sovranità monetaria era quella scritta nel famoso del 2013, se non mi ricordo male, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa, Manifesto di solidarietà europeo, che era quello che rispondeva alla domanda che un think tank dei conservatori inglesi all'epoca aveva chiesto a tutti gli economisti eretici dell'Unione Europea, che erano riusciti a trovarlo, di come si fa a smantellare l'Eurozona nel modo più indolore possibile. Dopo un po' di discussioni, ma neanche poi troppe, perché eravamo quasi tutti d'accordo, si disse deve uscire la Germania dall'alto. Se la Germania se ne va, è da lì che inizia poi lo smantellamento dell'Unione Europea. Questo significa che quindi noi siamo inutili? No, perché è ovvio che tu devi essere pronto in quel momento lì, perché la Germania mica se ne va gratis, la Germania se ne andrà cercando di portare via quanto più bottino possibile. E una delle cose che erano necessarie prima ancora di pensarci, tanto per dirne una, perché per far capire quanto è complesso il gioco, una delle cose che erano necessarie fare prima anche solo di pensare a una soluzione di questo tipo era mettere in sicurezza l'oro della Banca d'Italia, perché la Germania ha dei crediti clamorosi nei confronti di Banca d'Italia, e se l'oro fosse stato di Banca d'Italia invece che del popolo italiano, arrivavano qua facendo un bis di quello che avevano già fatto ai tempi del 43, quando i nazisti presero e si portarono via tutto l'oro che era rimasto nella Banca d'Italia. Quindi bisogna stare molto attenti. È una cosa non semplice. Noi la studiamo io ormai, quando mi sono svegliato nel 2011, quindi vado per i 15 anni in cui studio questa questione. Se voi pensate che dei soggetti che arrivano domani e che però vi dicono che sì, non c'è problema, ci penso io, votami che sono quello davvero sovranista. Cioè io al generale Vannacci gli ho spiegato qualcosa di economia, tanto per dirne una. Ha grosso modo una telefonata di 3/4 d'ora con me per il ripasso della questione economica.
Se voi pensate che una telefonata di 3/4 d'ora possa compensare 15 anni di studio della materia, prego. Però secondo me siamo abbastanza lontani, ecco, non credo che da lì potrà arrivare qualcosa di buono. Anche perché figurati, se ci fosse uno che domani mi fa pensare che riesce a fare meglio di me il recupero delle nostre sovranità, ma io, figurati, vado là e lo abbraccio, mica sono geloso. Figuriamoci, senatore. Senta, senatore, allora, si sono fatte le 19:33 minuti e 24 secondi. Chiudiamo dicendoci che cosa ci sarà da tenere d'occhio questa settimana per quanto riguarda trucchi e controtrucchi? Beh, una delle cose che devono essere tenute d'occhio sono il progresso del famoso mercato comune dei capitali. A parte che ogni volta che si sente cose di cui si discuterà in tante sedi, e noi bisogna essere pronti anche lì a spiegare che cosa vuol dire. Dove uno dice ci vuole il mercatone comune dei capitali, no? Cose di questo tipo, perché sennò altrimenti non saremmo mai, non si sa bene che cosa. In realtà l'obiettivo però è sempre quello, cioè cercare di far sì che i nostri risparmi vadano a finire nelle imprese o francesi o tedesche, per cui bisogna stare molto molto in guardia. E meglio non si poteva dire. Senatore, allora, intanto grazie come sempre e 368 ore ci ritroviamo. Grazie a voi, un abbraccione, continuiamo a guardare le Olimpiadi e pensiamo, ripeto, a chi quelle Olimpiadi, prima di criticare quell'uomo che ogni tanto anche internamente qualcuno si permette di farlo, pensiamo che se non c'era Salvini, col cavolo che le Olimpiadi si sarebbero fatte. Appunto. Adesso sigla, pausa e ci salutiamo con un pezzo dedicato all'Europa, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland 1979. Scuola di magia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Says, baby, it don't work. You say you're pissed off, you don't care. You dance and shake your head. Boogie Wonderland.
Grazie Natalia, alle 19:38 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1135 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e naturalmente avete ascoltato gli Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland 1979, signori, perché noi qui mettiamo solo la musica buona, solo quella che ci piace, i pezzi brutti non ve li passiamo, e che cacchio. Va bene, allora il telefono è aperto, 0292947222, le zappe, quante ne volete mandare, mandatele pure al 340 670 9659. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, perché il nostro vasto orbe terracqueo, è vero, continua vorticosamente a girare su se stesso. Gira il mondo, gira, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. E allora andiamo a vedere l'ANSA, FotoANSA 2025, sbarca a Parigi, la presentazione in diretta. Ancora in campo la Serie A, Galatasaray Juve 1-2, doppietta di Cop Miners. L'Italia come osservatore, Board of Peace, scontro in Parlamento. Il Vaticano non partecipiamo, ci sono delle perplessità. Foto di Mattarella strappata, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano e un atto ostile. Andiamo a dare anche un'occhiatina a Teheran, non cerchiamo l'arma atomica, siamo aperti alle verifiche. Il vecchio Kissinger, che li conosceva bene, sapeva che questa sarebbe stata una fregatura e l'aveva anche scritto nel suo libro Ordine Mondiale del lontano 2015, ma Trump crede di essere più furbo di Kissinger. Vabbè, d'accordo, as you like, ok. Però nel frattempo, ecco, io vi porto su Iran International, che vi ricordo essere, cioè è un quotidiano online che ha sede in Arabia Saudita e che naturalmente si occupa di dare tutte le informazioni in opposizione al regime di Teheran. Bene, 43 minuti fa la BBC ha detto che il continuo afflusso di mezzi e di unità militari americane segnalano la preparazione per un'azione diretta contro un'ampia gamma di obiettivi in Iran. Questo è quello che dichiara BBC Verify e che cita tra l'altro degli analisti della Janes, che è una società che si occupa di intelligence della difesa. La portaerei Gerald Ford sta facendo rotta verso il Mediterraneo, perché poi giustamente passando giù al largo della Sicilia deve attraversare il canale di Suez, a Bab el Mandeb, la porta delle lacrime, quindi al largo delle coste dell'Eritrea e del Golfo di Aden, e poi da lì Oceano Indiano su per lo stretto di Hormuz, da cui si entra nel Golfo Persico. Tra l'altro ci sono due altri AWACS. Gli AWACS sono quegli aerei con quella specie di antenna a disco sulla fusoliera, che tra l'altro forniscono appunto gestione del campo di battaglia, sono atterrati nel Regno Unito. Tali preparativi indicano, scrive Iran International, che cita la BBC, indicano che gli Stati Uniti si stanno mettendo in posizione per delle operazioni a lungo termine, cosa che peraltro viene testimoniata dai voli continui di aerocisterne e di aerei da trasporto nella regione. Tanto per dirvi un'altra cosa, un'ora fa Axios, che è quotidiano online molto bene informato delle cose di Washington, dice che oltre 50 cacciabombardieri americani sono stati trasferiti in Medio Oriente nelle ultime 24 ore. L'Iran comunque vuole offrire delle proposte dettagliate sul nucleare nell'arco di 2 settimane. Questo è quello che dice la Reuters, che cita una fonte americana. Gli iraniani dicono che vorrebbero rivedere gli americani nelle prossime 2 settimane, nel giro di 2 settimane, con delle proposte dettagliate per gestire alcuni dei problemi che sono ancora aperti sulle nostre posizioni e su quello che noi testimoniamo. L'Oman dice che c'è ancora molto lavoro da fare dopo la conclusione dei colloqui Stati Uniti
Iran, anche se i funzionari americani, perché sapete che c'è stato questo giro di colloqui oggi a Ginevra, dicono che i colloqui sono andati come ci si aspettava. Araki, il ministro degli esteri iraniano, dice anche che qualunque riferimento esplicito da parte degli Stati Uniti al possibile uso di forza deve essere completamente silenziato, quindi non vogliono più che l'America parli di uso della forza. Tra l'altro quel fenomeno dell'Ayatollah Khamenei ha detto che sì, certo, l'esercito americano è molto forte, ma gli americani possono essere presi tranquillamente a schiaffoni. Va bene, d'accordo, come volete voi. Ok, sì, Ok, si sono fatte le 19:44 minuti sulle magiche onde di Radio Libertà. Con quest'ultimo aggiornamento diamo un'occhiatina alle vostre zappe, vediamo un po'. Trump, fermati, non comprare la Groenlandia, compra l'Italia, costiamo poco, su via, così diventiamo 51esima stella e Stato. Erminio, la Sicilia ci aveva provato subito dopo la guerra, che voleva diventare 49esima stella della bandiera americana, ma ahimè la cosa non fu possibile. Ancora, che interesse hanno i partiti italiani vigliacchi e ingrati verso l'Italia che hanno votato sì per questa schifezza della moneta elettronica europea? Bella domanda. Ancora, AN Martarella al vertice del CSM che sta zitto rispetto alla vergognosa posizione dell'ANM sul referendum e magistrati che mentono sapendo di mentire. E beh, mia cara, la settimana scorsa abbiamo avuto Maurizio Bolognetti che ha chiesto l'intervento del Presidente della Repubblica dopo le parole di Gratteri, che ha detto che sostanzialmente chi sceglierà di votare sì, come per esempio il sottoscritto, siamo tutti una manica di massoni deviati, mafiosi, insomma, brutta gente. E vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Allora, alle 19:45 minuti, alle 20 ci sarà Aria Fritta, mi raccomando, non perdetela come sempre. Noi torniamo domani alle 18:05 trattabili, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è una canzone più filosofica che d'amore stasera, perché è Morgan con Altrove del 2003. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.